Ci troviamo al Passo Duran, a 1605 di altitudine. Passo Duran. Abbiamo fatto Agordo, Valle Agordina e siamo venuti qui sopra. Lì abbiamo una chiesetta meravigliosa, vedete? Che non manca mai sui passi dolomitici. La Valle Agordina, arrivederci, qui finisce la Valle Agordina. Sempre la chiesetta meravigliosa, vedete? Guardate che panorama che vi faccio vedere, stupendo. E qui comincia la Val d'Isoldo. Val d'Isoldo. Vedete? Val d'Isoldo. Guardate che Dolomiti, che meraviglia.
Adesso termino la mia ripresa, c'è la moglie mia che mi aspetta dentro questo rifugio. Rifugio di San Sebastiano, vedete? Vedete, rifugio di San Sebastiano. Guardate che meraviglia! Vedete, camere, ristorante Zemir. Vedete le terrazze. Ecco. E adesso chiudo, vado dentro. E qui siamo all'interno del rifugio. Salve. Buongiorno. Passo Duran. Vedete, hanno fatto anche il presepio. Sasto, intende di qua l'ultima parte l'ho fatta sul Vedete? tutti da 6 metri l'ho fatta. Guardate che presepietto che hanno fatto, Che ghisa. Bello, dai. Suoni il plinto e tu 6 più 6, 12 metri, quindi sono battui giù con lo scavatore. La parte di là. Bello, qui c'è la finestra, si vede fuori, vedete? Guardate che panorama meraviglioso. E di qua uguale. Guardate che visibilità che bello, anche qui. Vedete? Una roba che galleggia. Una sto capilla, le tutti i pai che va giù, quindi le spinte la le ha su. Sì, ma dopo vado a fondarsi su parti profonde che Bello, bello, dai. Molto più solide. compresse. Davvero bello. Anche le magliette del Passo Duran. Che bello. Che pendenza massima ha questa salita qua? Da Agro, ho visto anche il 15%? Sì. Ho visto appunto il 15%. Bene, bene, dai. Qua vedete? Hanno anche i ricordi, le calamite, tutto. Vedete, non manca mai la faina. E guardate che meraviglia. Col focolaio. Davvero bello. Vedete? Vedete? Fuoco lentamente. Scalda. E dal focolaio chiudo. Che meraviglia.